Bene, buonasera a tutti. Il professor Luca Codignola, accademico, che ha insegnato a lungo all'Università di Genova storia del Nord America coloniale, prima ancora aveva insegnato a Pisa e attualmente è comunque docente al St. Mary's University in Canada e all'University of Notre Dame negli Stati Uniti. È autore di numerose monografie e saggi. Ne ricordo uno che proprio per il quale è particolarmente noto, fra gli altri, Storia del Canada del 2018 e ancora Colombo e altri navigatori. E sta lavorando a un libro sulla storia dei missionari cattolici nelle periferie nordamericane, sempre in questo periodo di riferimento, direi, fine Settecento e inizio Ottocento. Il tema che affronta questa sera è un tema sicuro, almeno che io giudico molto interessante, perché parla della Compagnia di Gesù. Della Compagnia di Gesù e in particolare in un momento nel quale la compagnia viene soppressa, nel 1773, ma questa soppressione, che sappiamo durerà fino al 1814, ma la soppressione del 1773 invece verrà dai gesuiti nordamericani, diciamo messa in discussione, ammesso che si possa dire questo termine. I gesuiti, come tutti sappiamo, sono visti o con grande ammirazione e stima o con, possiamo dire, diffidenza. Se andiamo a vedere sul vocabolario, sotto la parola gesuita, oltre a spiegare che è un componente della Compagnia di Gesù, c'è anche il significato negativo, ipocrita, simulatore. No? Quando di uno non ci piace un comportamento, diciamo un comportamento gesuitico. Boh, non ho mai capito bene che cosa significhi, ma questo voi trovate sul vocabolario. Allora, vediamo questa sera col professor Codignola Bo quali sono i passaggi, gli episodi che connotano la vita di questa compagnia nel Nord America all'indomani della soppressione. Grazie. Grazie di essere venuti e sono molto contento di questa occasione di essere qui di nuovo all'Accademia, di cui sono membro e a cui abito a Milano, per cui non posso essere qui tanto sovente, ma insomma quando posso naturalmente partecipo alle iniziative dell'Accademia. Ringrazio la professoressa Stella Rolandi che mi ha invitato e appunto voi per la vostra presenza. Tenete conto che ci saranno delle immagini, le immagini sono accompagnate a volte da testi, i testi sono quelli delle poche citazioni in originale che io ho messo in originale nelle immagini, nelle slides, come si dice oggi, ma io le darò in italiano per semplificare la vostra comprensione, in modo che sentiate bene di cosa si parla. E partiamo da un periodo precedente alla soppressione, di poco precedente. Siamo nel settembre 1773, quindi siamo prima della rivoluzione americana, siamo prima della rivoluzione francese, tanto perché voi abbiate un'idea di che periodo si parla. Settembre 73, un gesuita americano che si trova a Roma in quel periodo, che aveva 38 anni, era relativamente non giovane ma nemmeno anziano, professore nelle scuole gesuite in Europa, scrive alla mamma, la mamma era una mamma americana, la madre stava negli Stati Uniti, e gli scrive una lettera col cuore in mano e dice: sono sconvolto anima e corpo, sono sconvolto anima e corpo a causa della catastrofe. Scusate, funzionava fino a un attimo fa? Bene, questo è il titolo, sì, immagine 2. Proviamo la 3.
Eccolo qua. Scusate, allora scrive alla mamma, gli scrive: sono sconvolto anima e corpo perché sta avvenendo una catastrofe sta piombando addosso alla nostra compagnia, amata compagnia di Gesù. E dice: Papa Clemente, era Papa Clemente XIV, aveva appena promulgato un breve che si chiamava Dominus Hac Redemptor. Sapete che i brevi si citano tutti con le prime 2 o 3 parole, in cui veniva abolita la compagnia di Gesù. E dice Carlo, scrivendo alla mamma, gli dice: la nostra compagnia, tanto perseguitata quanto santa, non esiste più. Giancarlo sarebbe poi diventato successivamente, qui era ancora un giovane professore che lavorava in Europa, ma successivamente sarebbe diventato il primo arcivescovo, vescovo vescovo di Baltimora. E questo processo di soppressione della compagnia era cominciato in realtà da tanti anni, era cominciato dal 1759, siamo nel periodo della guerra dei 7 anni, ed era cominciato in Portogallo, poi si era espanso in Francia, in Spagna, e praticamente Francia, Spagna e Portogallo avevano abolito la Compagnia di Gesù nelle loro terre e anche nei territori di oltremare. Però questo breve, il breve Dominus Hac Redemptor, consentiva qualche via di uscita. Per esempio, consentiva delle dilazioni, non era necessario che entrasse in vigore immediatamente dopo. Coloro che dovevano promulgarlo nel loro territorio, vescovi, nunzi o chi altro, potevano in realtà farlo con tranquillità, farlo a modo loro, a seconda delle condizioni del loro paese. E inoltre tenete anche conto di un'altra cosa: siccome la Compagnia di Gesù era già stata abolita di fatto anche prima della bolla papale in Portogallo, in Francia, in Spagna, chi rimaneva fuori dall'abolizione? Rimanevano fuori in realtà il Levante, l'Oriente, quello che oggi chiamiamo il Medio Oriente, l'Europa del Nord, la Scandinavia e tutto l'impero britannico, il Nord America e l'impero britannico. Quindi questi erano in realtà gli unici territori che sarebbero stati colpiti dal breve di soppressione. L'organismo che aveva il compito di mettere in pratica questa soppressione non era il Papa vero e proprio, ma era la Propaganda Fide, la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, che è la congregazione che si occupava dell'espansione del cristianesimo all'estero, nei paesi non cristiani. Quindi non in Francia, per esempio, non in Spagna, ma per esempio, diciamo, in Asia, in Africa, in America. Propaganda Fide, qui vedete un'immagine del Palazzo della Propaganda Fide, Piazza di Spagna a Roma. E la congregazione ricorda subito, si mette all'opera immediatamente e scrive al vescovo di Londra, che si chiamava Richard Challoner, e il vicario apostolico, era un vescovo. In Inghilterra non c'erano i veri e propri vescovi, perché è un paese protestante, quindi non potevano esserci i vescovi, ma c'erano dei vicari apostolici, i quali avevano tutti i poteri spirituali di un vescovo, ma non erano vescovi del territorio. Allora Propaganda scrive a Richard Challoner e gli dice: devi applicare questa soppressione della Compagnia di Gesù ai tuoi territori, che sono l'Inghilterra, la Scozia e anche le colonie americane che dipendono da te. Allora tenete conto che al tempo della soppressione l'intero continente americano, ma proprio l'intero continente americano, dalla costa atlantica fino alle montagne rocciose, quello che vedete in giallo qui nell'immagine, era impero britannico, faceva tutto parte, era sotto l'Inghilterra. La rivoluzione americana non c'era ancora stata, per cui non c'erano gli Stati Uniti, erano tutte colonie britanniche, tranne quello che vedete in rosso è la parte spagnola, e l'America spagnola, e quello che vedete in grigio invece è l'ignoto. Non c'era ancora nessuno, c'era qualche russo dall'altra parte, ma insomma poca roba. Era sostanzialmente ignota. Quindi l'impero britannico andava da Terranova, la prima isola che vedete sulla destra dell'immagine, fino alle montagne rocciose. I pochi missionari che
Ecco, no, ho detto una cosa, anche all'interno di quel giallo c'è anche la provincia del Quebec. La provincia del Quebec era stata conquistata, era il vecchio Canada, era stato conquistato nella guerra dei 7 anni dall'Inghilterra e quindi in questo momento faceva parte dell'impero britannico. Allora invece nel sud, quelli che diventeranno poi gli Stati Uniti, c'erano due province, si chiamavano ancora province, non si chiamavano stati, il Maryland e la Pennsylvania, in cui c'erano i pochi cattolici che risultavano che vivevano nei futuri Stati Uniti, Maryland e Pennsylvania. Pennsylvania è la città, è lo stato di Filadelfia, in cui c'è Filadelfia, il Maryland è lo stato attuale in cui c'è Baltimora, tanto per intenderci, due posti noti. Allora tutti i missionari che erano in Nord America, nel Nord America britannico, erano tutti gesuiti nei futuri Stati Uniti. Non c'erano missionari, preti di altri ordini religiosi, erano tutti gesuiti. Allora, Challoner aveva avuto il compito di far firmare questa accettazione del breve di soppressione dai suoi gesuiti. I gesuiti britannici firmano subito, gli viene portato il decreto e tutti firmano e sono d'accordo per la soppressione. Per gli americani ci vuole un po' più tempo perché bisogna spedire il documento dall'altra parte dell'oceano, dopodiché farlo ritornare indietro, che arrivi al vescovo Challoner e Challoner lo manda poi a Roma e fa vedere che tutti gli americani hanno firmato. E questo succede nel 1774, cioè un anno dopo il decreto di soppressione, praticamente tutti i gesuiti avevano firmato l'accettazione del breve di soppressione, erano stati soppressi e avevano accettato di esserlo. Però Challoner era ben conscio, il vicario apostolico di Londra, sapeva bene che c'erano due posti che non erano di fatto sottoposti alla sua giurisdizione, cioè in cui non riusciva, anche se teoricamente era roba sua, non riusciva a intervenire. E questi due posti erano la Louisiana e il Canada. In questa immagine vedete per prima l'immagine della Louisiana. La Louisiana non è lo stato che c'è adesso, lo stato di New Orleans, tanto per intenderci, ma la Louisiana era tutto quel territorio che voi vedete nell'immagine di destra, in rosso, la parte bassa si vede la città di New Orleans. Quello era un territorio che era un ex territorio francese che teoricamente faceva parte dell'impero britannico, ma che la Francia aveva ceduto alla Spagna con un trattato segreto. Per cui di fatto il territorio della Louisiana e i suoi gesuiti, qui vedete i famosi bayou, le grandi paludi che si vedono in tutti i film sulla Louisiana, vedete queste navigazioni in mezzo a queste paludi piene di coccodrilli. Ecco, la Louisiana in realtà era un territorio spagnolo, c'erano soltanto gesuiti e i gesuiti spagnoli, i gesuiti francesi che abitavano nella Louisiana vengono di fatto anche loro aboliti, sono soppressi, vengono cacciati via dalle autorità francesi, vengono rimandati in Europa e quindi si può dire che già nel 1764 i gesuiti che erano in quel territorio erano stati eliminati ancora prima del breve di soppressione ed erano stati rimandati in Europa, tranne due, ma non è il caso di entrare nei dettagli. Gli unici che erano rimasti nella Louisiana, gli unici preti che erano rimasti nella Louisiana erano i cappuccini. Qui vedete un cappuccino, tra l'altro questa è una immagine di un quadro che si trova a Genova, Borzone si trova credo a Palazzo Rosso, se non mi sbaglio. C'erano rimasti soltanto i cappuccini. La Louisiana era già stata completamente eliminata, non c'era più nessun gesuita in quella zona. La Louisiana era la prima delle due province su cui Charlotte non aveva di fatto nessuna possibilità di intervenire. La seconda luogo era la provincia del Quebec. Anticamente si chiamava il Canada, in questo periodo si chiama la provincia del Quebec, è un nome che utilizzavano gli inglesi per parlare di quella zona in cui abitavano soltanto abitanti francofoni, ma in cui in realtà erano tutti francofoni, c'era una chiesa cattolica che funzionava, ma diciamo che era diventata una specie di entità indipendente. Allora, Propaganda Fide, che era l'organismo a cui era stato devoluto l'incarico di eliminare
i gesuiti da tutte queste terre di missione, in questo caso non si riferisce più a Challoner di Londra, ma si riferisce al vescovo di Quebec, perché già c'era un vescovo francofono a Quebec. Questo vescovo si chiamava Jean-Olivier Briand. Questa tra l'altro è la città di Quebec, naturalmente allora era più piccola, però vedete è una città un po' speciale perché vedete il fiume San Lorenzo pieno di ghiaccio, e quella la città, vedete anche delle specie di mura in basso nella fotografia, sono le mura dell'antica città di Quebec, che era una vera e propria roccaforte che guardava su San Lorenzo e non lasciava passare nessuno perché era sotto i cannoni, evitavano le navi nemiche di passare di sotto. Questa è la città di Quebec oggi. Jean-Olivier Briand era il vescovo di Quebec e il vescovo di Quebec, a lui viene dato il compito di occuparsi dei gesuiti canadesi. Gli si dice però occupati di eliminarli, ma viene usata una parola in latino, in italiano, pacatamente e tranquillamente, cioè non esagerare in queste eliminazioni, vai tranquillo, non farne un'operazione troppo importante, lascia che le cose corrano senza che diventi una questione di vita o di morte. Perché? Perché il Canada in realtà aveva avuto un privilegio dalla colonia britannica. Era l'unica zona, la provincia del Quebec, era l'unica regione dell'impero britannico in cui la religione cattolica era permessa, l'unica al mondo per legge. Cioè il Quebec, che era pur parte dell'impero britannico, in cui la religione cattolica è proibita in tutto l'impero britannico, compresa l'Inghilterra, ecco, l'unica eccezione era il Quebec, a cui, siccome gli abitanti erano tutti francofoni e tutti cattolici, era stato consentito di praticare la loro religione e anzi di avere un vescovo. Quindi vescovo, sì, elimina i gesuiti, ma fallo tranquillamente e pacatamente, perché le cose vanno bene e non c'è bisogno di muovere le acque. Ed effettivamente la soluzione pacata, tranquilla, è l'unica soluzione possibile in questo caso. 10 anni dopo il breve di soppressione, siamo nel 1783, in realtà c'erano ancora soltanto 4 gesuiti in Canada, 4. Questo è uno, questo è il suo superiore, si chiamava Joseph Cazot, alla pronuncia canadese, in francese si direbbe Cazot, ma in canadese si dice Cazot, era l'unico gesuita che in realtà era superiore, che era stato, a cui era stato consentito di continuare a vivere con gli altri 4. In realtà la verità è che nessuno in Canada si accorse che i gesuiti erano stati soppressi, perché continuavano a fare i preti come prima, a dire messa, erano vestiti da gesuiti, insegnavano nel collegio, loro sapevano di non essere più formalmente gesuiti, ma di fatto per la popolazione normale non era cambiato niente. Questo ultimo gesuita, Cazot, muore nel 1800 ed è l'ultimo. Dal 1800 in poi, per altri quasi 50 anni, non ci sarà più nessun gesuita in Canada. Al momento della ingiunzione al vicario apostolico di Londra, che era Challoner, quindi siamo nel 1773, c'erano circa 280 gesuiti in Inghilterra e fuori dall'Inghilterra, in Europa, e ce n'erano altri 120 sparsi nei collegi europei, perché i gesuiti non potevano studiare in Inghilterra, perché, ripeto, la religione cattolica era proibita. Per cui venivano mandati all'estero in vari collegi, che si trovavano in Spagna, in Portogallo, nelle Fiandre, e lì venivano mandati a studiare per poi fare il loro mestiere un pochino più tardi. E la maggioranza finisce in questo bel collegio, che è il collegio di Stonyhurst, che si trova in Inghilterra. Era il luogo in cui andavano tutti i gesuiti, i futuri gesuiti, a studiare. E anche in Inghilterra, come ho detto prima, era successo in Canada, succede la stessa cosa. Cioè i gesuiti inglesi continuano a tenersi la loro tonaca, continuano a tenere le loro tradizioni, ad avere i loro superiori e soprattutto, la cosa forse fondamentale, continuano a tenersi le loro proprietà. I gesuiti inglesi hanno delle proprietà di cui hanno come cittadini, come individui, a cui hanno diritto, e queste se le tengono, non li danno a nessuno e nessuno gli chiede di darle indietro.
Quindi viene abolito l'ordine, ma il cittadino inglese gesuita si tiene tutto quello che è di sua proprietà. Allora c'è una dipendenza canonica del gesuita inglese dal vicario apostolico, nel senso che il gesuita inglese non può più agire senza avere il permesso del vicario apostolico vescovo, ma in realtà tutto questo è soprattutto teorico, perché di fatto non succede niente a cambiamento. Quindi gli effetti di fatto, gli effetti sono molto molto scarsi. Per parte loro, i membri della Compagnia di Gesù, gli ex membri della Compagnia di Gesù negli Stati Uniti, sono ancora meno toccati dalla soppressione dei loro confratelli inglesi. Tra l'altro si tenga conto che dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, 1773, 3 anni dopo c'è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Quindi scoppia la rivoluzione americana. E quindi figurarsi il fatto che ci fosse o non ci fosse la Compagnia di Gesù, ma non importava niente a nessuno, c'era una guerra in corso, una guerra civile all'interno tra i lealisti e i rivoluzionari, che dura per un certo periodo di anni, e quindi a maggior ragione i gesuiti americani vengono lasciati tranquilli. Non solo, ma i gesuiti americani e tutti i cattolici americani si mettono dalla parte dei rivoluzionari, cioè sono tutti coi rivoluzionari, non sono coi lealisti, ma stanno dalla parte vincente, riescono a finire la guerra avendola vinta. E tra l'altro mettevano molto l'accento sul fatto di aver partecipato alla guerra dal punto di vista dei vincitori, perché volevano poi essere considerati alla fine della guerra a pieno titolo cittadini americani, di religione cattolica, ma cittadini americani. E quindi, nonostante quella che Carol aveva chiamato prima la catastrofe, lui stesso scrive: tutto qui continua a farsi come prima. È la prima citazione che vedete scritta lì: tutto qui continua a farsi come prima, non è cambiato niente. E dice: qui le cose continuano a farsi alla vecchia maniera, anche se, sempre Carroll, che è il primo vescovo poi di Baltimora, dice: però attenzione, in realtà stiamo un po' troppo crogiolandoci nel fatto che le cose vanno bene, non stiamo lavorando per la restaurazione della Chiesa Cattolica, per il progresso della Chiesa Cattolica in America. Stiamo contenti che nessuno ci ha cacciato via, ma non stiamo preparando il futuro. E dice: in realtà bisogna stare attenti, perché qui in America ha avuto luogo, lì c'è una citazione, dice: c'è stata una rivoluzione politica, se possibile ancora, scusate, c'è stata una rivoluzione ancora più importante che la rivoluzione politica. La rivoluzione politica era stata il fatto che gli Stati Uniti si erano resi indipendenti. La rivoluzione vera e propria per un cattolico come lui era stato che per la prima volta il cattolicesimo, la Chiesa cattolica, godeva di una libertà totale. Cioè uno dei punti fermi degli Stati Uniti, dei nuovi Stati Uniti, è che ognuno può esercitare la sua religione come gli pare. Protestanti, cattolici, non si può essere atei, questo gli americani non lo consentivano, ma essere di qualsiasi religione, di qualsiasi setta, compresi i cattolici, si poteva. E questo, secondo Carlo, è una rivoluzione, e lo era effettivamente, per i cattolici americani, che fino a poco tempo prima potevano essere imprigionati o addirittura impiccati per il fatto stesso di essere cattolici. In realtà qualcosa succede nel mondo rispetto alla soppressione della Compagnia di Gesù, perché arrivano speranze che la Compagnia di Gesù venga restaurata nel resto del mondo, molto lontano. E vedete questa immagine, c'è la Bielorussia, un paese che purtroppo siamo stati con sotto l'Ucraina, la Polonia, eccetera, che in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni abbiamo avuto sotto gli occhi per altri motivi. Era un piccolo inizio, succede proprio in quel periodo, perché la Compagnia di Gesù non era mai stata completamente distrutta. In questo piccolo inizio aveva avuto luogo proprio nella Bielorussia, che allora si chiamava la Russia Bianca, tanto per intenderci. Il nome noto era la Russia Bianca, ma oggi la chiamiamo, è la Bielorussia, in poche parole. Ebbene, nella Bielorussia e in parte della Russia
la zarina Caterina II aveva detto che a lei della soppressione non gli importava proprio niente. I gesuiti c'erano e rimanevano e continuavano ad essere un'entità legale, riconosciuta. Quindi all'interno del territorio della zarina di tutte le Russie la Compagnia di Gesù continuava a esistere. E vedete questo bel noviziato di Polotsk. Questo è un noviziato che viene costruito in questo periodo, è al confine fra la Lituania e la Bielorussia, ed è il luogo in cui gesuiti da tutto il mondo, che a casa loro non esistevano più formalmente perché non erano più, erano stati soppressi, sapendo che c'era un luogo in cui la Compagnia di Gesù ancora esisteva, sciamano verso questo noviziato di Polotsk, dove vanno a studiare, a insegnare, e praticamente diventa un centro internazionale di gesuiti da cui arriva gente da tutto il mondo, un vero polo di attrazione. Ne arrivano anche dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Allora, c'è questa strana situazione per cui la Compagnia di Gesù non esiste più. Il Papa l'ha abolita, ma in Russia c'è ancora. Ci sono delle persone che continuano a considerarsi gesuiti, vanno in Russia e tra l'altro cercano di ricreare nella propria patria, a casa loro, dei rami della Compagnia di Gesù russa. E allora in Inghilterra e negli Stati Uniti vengono formati dei rami, si chiamano proprio branches con la parola inglese, della Compagnia di Gesù che deriva non da Roma ma dalla Russia. Hanno un superiore locale sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti il superiore si chiama Robert Molyneux, che è il superiore locale. Ora la compagnia non c'è più, però c'è un superiore negli Stati Uniti, quindi la cosa è un pochino strana. C'è un superiore dei gesuiti, ma c'è anche il vescovo di Baltimora. Chi è più importante dei due? Beh, evidentemente è il vescovo di Baltimora, formalmente, perché è lui che nomina il superiore dei gesuiti, nomina il signor Molyneux. Però qui si tratta di avere dei buoni rapporti, per cui c'è un dualismo di poteri, ci sono i gesuiti e c'è il vescovo, ci sono le due persone più importanti degli Stati Uniti, e c'è un senso di lealtà verso il vecchio ordine, per cui tutti dicevano: noi siamo ex gesuiti, siamo leali verso la Compagnia di Gesù, ma nel contempo c'è il desiderio di dare forma, sostanza alla Chiesa cattolica. Le due cose non sono esattamente la stessa cosa. Una cosa è l'ordine dei gesuiti, una cosa è la Chiesa cattolica, che per ora sono tutti gesuiti, è fatta tutta di gesuiti, ma non è detto che sarebbe sempre stata così. Carroll, che è sempre il vescovo di Baltimora, diceva: sì, va tutto bene, però siamo in una situazione di incertezza. Finché Roma non ci manda un breve autentico, un pezzo di carta in cui c'è scritto la Compagnia di Gesù è restaurata, questa non c'è, formalmente non c'è, e io non posso prendere delle decisioni senza questo documento autentico romano. Quindi la cosa devo dire, è molto delicata, e questo breve di soppressione viene chiamato in modo un po' così, per prenderlo un po' in giro, o il breve di oppressione, così lo chiamano gli americani, o addirittura il Ganganellian Brief, perché il Papa si chiamava Ganganelli, quindi come se fosse stata una cosa derivata da un Papa soltanto, ma che poi col prossimo Papa sarebbe stata abolita. Quindi però questo breve di oppressione c'era ancora, e quindi era difficile fare le cose in modo diverso. E Carroll non è il solo a pensare così, non è il solo a dire: finché la Roma non ci manda un bel documento scritto, la compagnia non c'è. Il suo collega di Quebec, prima avevamo visto il vescovo Jean-Olivier Briand, adesso c'era un altro vescovo, era passato un po' di anni, questo nuovo vescovo, Joseph Octave Plessis, che diceva esattamente la stessa cosa di Carlo. Finché non abbiamo un breve autentico, la Compagnia di Gesù non esiste. Le cose continuano a vivere come prima, ma non c'è ufficialmente una Compagnia di Gesù. E per esempio il vescovo Carlo proibisce a un suo vicario generale, che
che sarebbe un sottoposto, che era il responsabile per la regione atlantica, per la Nuova Scozia, proibisce di ricevere alcun gesuita o membro che era stato membro di quell'ordine religioso. Glielo proibisce proprio perché dice sarebbe una complicazione pericolosa. Quindi nessun ex gesuita deve venire nella Nuova Scozia. Questo altro strano con questi baffoni, questo è un vicario generale sempre del vescovo di Quebec che invece si trovava a Halifax e Edmund Burke, anche lui è un irlandese, questo non è un francese evidentemente come dice lo stesso nome, anche lui ha dei dubbi se far venire nel proprio territorio Halifax e Nuova Scozia, far arrivare delle persone su cui non si sia proprio sicuri di quale sia il loro status formale. E quindi la cosa è molto delicata. Questo per dire che un conto è la legge, un conto è l'applicazione della legge, la politica, come si mettono d'accordo le varie parti, pur all'interno della stessa Chiesa Cattolica, perché qui stiamo sempre parlando di alta gerarchia cattolica. Carroll in realtà, il vescovo di Baltimora, si trova di fronte a una situazione molto delicata, si trova in mezzo a due fuochi, perché da una parte ci sono i suoi ex confratelli gesuiti che lo accusano di essere troppo indeciso, troppo indifferente rispetto al tentativo di ricreare la Compagnia di Gesù. E dicono: tu ti stai occupando di altro, ma ti dovresti occupare di ricreare la Compagnia di Gesù. E lo accusano quindi, diciamo, da destra, di non occuparsi della Compagnia di Gesù. Dall'altra ci sono invece, da sinistra, uso le parole per dire da una parte e dall'altra, gli altri che lo accusano di occuparsi troppo della Compagnia di Gesù e non pensare invece al bene della Chiesa cattolica in generale negli Stati Uniti, che è una Chiesa che sta cambiando, perché i preti non sono più gesuiti, ne stanno arrivando degli altri. I fedeli non sono più soltanto americani, ma ne stanno arrivando dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, quindi ci sono fedeli che cambiano. Quindi la Chiesa cattolica americana sta cambiando e Carroll viene accusato di non occuparsi abbastanza dello sviluppo della Chiesa cattolica. Allora, i gesuiti, gli ex gesuiti, avevano in realtà tre strade possibili. Tre strade possibili. Siamo sempre in periodo di soppressione. Tre strade possibili. Uno, potevano diventare sacerdoti secolari. Cosa vuol dire? Come i parroci, sono quelli che sono sotto il vescovo e fanno il parroco di una chiesa. Sacerdote secolare. Due, potevano affiliarsi come gesuiti alla provincia russa, che però era in capo al mondo, però qualcuno l'aveva fatto. Terza possibilità era continuare a sopravvivere sperando che a un certo punto la compagnia sarebbe stata restaurata, cosa che avvenne, ma loro non lo sapevano ancora ovviamente, perché avvenne parecchio tempo dopo. Ricordatevi che fra la soppressione e la restaurazione passano più di 40 anni, quindi sono due generazioni di persone che passano attraverso questo periodo. Però a un certo punto si apre una quarta possibilità, limitata nel tempo, che ha un successo limitato, ma c'è una quarta possibilità. C'è un certo signore, un trentino della Valsugana, che a quel tempo era cittadino austriaco, della Valsugana, che si chiamava Niccolò Paccanari, trentino della Valsugana, il quale fonda l'ordine dei Fratelli di Gesù Cristo, che in realtà è un ordine, è una comunità cattolica che viene anche riconosciuta dal Papa per un certo periodo, nota col nome di Paccanaristi. E questi paccanaristi cosa sono? In realtà sono dei ex gesuiti o dei futuri gesuiti che vogliono ricreare la Compagnia di Gesù con un altro nome. Cioè in realtà vogliono rifare la compagnia chiamandola con un nome diverso. Per un certo periodo questa cosa funziona, ma solo per un certo periodo, perché poi il Papa, che aveva dato il benestare a questo tentativo, glielo toglie. E tra l'altro Paccanari viene poi imprigionato a Roma, muore in modo poco chiaro, si dice che sia stato sottoposto a un processo e sia poi morto essendo stato buttato nel fiume Tevere, per cui il povero Paccanari, che aveva creato per qualche anno
questa speranza della ricreazione della compagnia di Gesù finisce veramente malissimo, però per un certo periodo questa opzione di diventare paccanarista, gesuita con un altro nome, ha un certo peso, e ci sono tanti gesuiti, diciamo alcuni gesuiti inglesi d'Inghilterra e alcuni gesuiti americani che si dichiarano paccanaristi. Ce n'è uno solo che arriva dall'Italia, è un certo padre, non vi dico il nome perché non importa, ma un romano che fa una storia, gira per l'Europa, poi alla fine finisce negli Stati Uniti, ma è l'unico in realtà paccanarista italiano che finisce poi negli Stati Uniti. In realtà in quel tempo qual era il problema vero della Chiesa canadese e della Chiesa americana? Era la mancanza di preti. La mancanza di preti, di sacerdoti, di gente che andasse in giro a predicare, che confessasse, che desse l'estrema unzione, che andasse a parlare con i malati che stavano morendo, cioè a fare il mestiere del prete, sia quello con quelli che sono già cattolici, sia andare a convertire quelli che non lo erano ancora, i pellirossa, gli indiani e i protestanti. Questi, i preti, nel Nord America sono troppo pochi, nel Canada sono pochi, negli Stati Uniti sono ancora meno, anche se gli Stati Uniti stanno enormemente crescendo. E allora la speranza era stata quella di creare delle istituzioni che creassero dei nuovi sacerdoti, che sono fondamentalmente due in questo periodo le istituzioni. Una è questa che vedete in una vecchia fotografia, è l'Università St. Mary's di Halifax, che viene costruita all'inizio dell'Ottocento e di cui io mi onoro oggi di fare parte come professore aggiunto. St. Mary's, che viene costituita all'inizio dell'Ottocento, e l'altra invece è quella bellissima, questa è Georgetown. Georgetown è una fotografia attuale, non dell'inizio dell'Ottocento, ma di oggi. Georgetown, che si trova a Washington. Nella città di Washington c'è questa bellissima università cattolica che viene fondata proprio all'inizio dell'Ottocento, tra l'altro fondata da un bergamasco che veniva da un paesino di montagna di vicino a Bergamo, che va lì a Georgetown e crea questo Georgetown College, che poi diventerà Georgetown University. Allora, queste due istituzioni hanno bisogno di preti, di sacerdoti. Prima ci andavano i gesuiti, adesso non si sa bene a chi ci può andare. E quindi c'era stata la speranza che questi paccanaristi sarebbero stati delle decine e decine che sarebbero andati a fare i professori in queste università. Però i problemi, una cosa sono le speranze, una cosa sono le realtà. Carroll, che era un vescovo ecumenico, era diventato sempre meno gesuita e sempre meno ecumenico, era una persona molto intelligente tra l'altro, sperava, la sua speranza, il suo scopo era quello che la Chiesa, come dice questa citazione che ho messo, che vedete qui in inglese, la Chiesa americana, la leggo perché è una bella citazione, mettesse da parte le distinzioni e i sentimenti nazionali e cercasse invece di formare congregazioni e chiese che non fossero irlandesi o inglesi o francesi, ma semplicemente cattoliche americane. Cioè lui aveva l'idea che bisognava creare una chiesa americana e basta che gli irlandesi si facevano la loro chiesa irlandese in lingua irlandese, i francesi se la facevano in francese, gli scozzesi e questo succedeva, che ogni comunità si faceva la propria chiesa nel proprio posto. E lui invece dice no, bisogna che questa sia una chiesa ecumenica, in cui ci sia un'unica chiesa per tutti i cattolici americani. Ma in realtà ci sono dei problemi. Sono dei problemi e questo di Carroll rimane abbastanza un sogno, perché le distinzioni tra le varie nazioni all'interno della Chiesa Cattolica rimangono molto vive per molto tempo. Ma c'è anche un problema interno agli ex gesuiti canadesi, americani. Una parte di questi gesuiti americani era proprietaria di terreni con schiavi e manager e proprietari di piantagioni di schiavi nel sud. Il Maryland, soprattutto, aveva delle enormi piantagioni, non solo gestite, ma di proprietà di gesuiti, come questi
questo signore, questo Neil, erano 3 fratelli, gesuiti tutti e 3, di lunga tradizione americana e gesuita, ma che erano anche proprietari di schiavi. Ora, negli Stati Uniti, chiunque ha la possibilità di comprare qualcosa, di possedere qualcosa, anche dei sacerdoti, anche dei preti. E quindi i fratelli Neil e tutti quelli che avevano delle piantagioni si rifiutano di darle indietro. Dicono: noi non le abbiamo intestate a noi come chiesa, ce le abbiamo perché sono nostre, sono mie, sono di mia proprietà. E gli schiavi sono miei, le entrate sono mie. E questo è un problema interno alla Chiesa americana molto forte, perché c'è quindi questa sezione dei gesuiti americani controllata dai piantatori, dai grandi piantatori del sud, che contrasta col vescovo Carroll, che invece rappresenta, diciamo, altre istanze più ecumeniche all'interno della Chiesa. E il rapporto fra Carroll e il superiore Molyneux, che abbiamo visto anche prima, è un rapporto molto delicato. Pensate che alle descrizioni che Carroll fa di Molyneux, che scrive, e le scrive nelle sue lettere, dice: Molyneux è uno che è grasso come un maiale, che sempre che ride costantemente, non fa niente, non ha voglia di far niente e fa tutto ciò che è facile, cioè fa solamente ciò che è facile. Quindi è un grassone, ciccione, ride sempre e non fa niente. E questa è la descrizione del vescovo Carroll del superiore Molyneux, a cui lui ha dato l'incarico di superiore dei Gesuiti. E i rapporti fra Carroll e il suo successore, che era uno dei fratelli Neil, l'abbiamo visto prima, uno dei fratelli piantatori, questo qua, sono ancora peggio, perché Neil era anche un grosso proprietario terriero e non ne voleva sapere di lasciare il potere in mano a Carroll, e nemmeno vanno tanto bene le cose col successore di Neil, perché Neil diventerà poi vescovo dopo Carroll, che è Grassi. Grassi è un personaggio su cui non mi soffermo, ma è interessantissimo. Veniva appunto da un paese di montagna sopra Bergamo, era stato mandato negli Stati Uniti, crea la Georgetown University, diventa superiore dei gesuiti americani più tardi e naturalmente poi torna in Europa, in Italia, e diventa anche confessore del re di Piemonte, del re di Sardegna. Quindi è un personaggio di primordi, grandi primordi. Quindi è una situazione estremamente delicata. E il problema è delicato anche quando cominciano ad arrivare dal di fuori dei nuovi gesuiti, dei nuovi preti che arrivano dall'esterno, che si vanno ad aggiungere ai sacerdoti che c'erano negli Stati Uniti e che erano di alto livello proprio di qualità. Grassi era uno di questi, ma ce ne sono anche degli altri, i quali però, siccome sono bravi, capaci, intelligenti e istruiti, praticamente arrivano in America e decidono di plasmare la Chiesa americana sulla base di quello che avevano imparato a casa loro. Grassi era uno di quelli. Carroll dice: Grassi è bravissimo, però poteva un po' informarsi di come sono fatti gli Stati Uniti prima di venire qua e voler cambiare tutto. Quindi vedete che ci sono dei momenti delicati nella storia della Chiesa cattolica americana. Carroll comunque è uno che continua a insistere finché non ci arriva il documento autentico di Roma in cui si dice che la Chiesa, che i Gesuiti sono stati restaurati, la Compagnia di Gesù non esiste. Non esiste. In realtà la Chiesa è in un momento estremamente difficile, perché se vi ricordate qui siamo all'inizio, fine 700, inizio 800, ci sono le guerre napoleoniche, un papa muore, un altro viene preso e viene portato e poi muore in Italia, un altro viene preso e portato prigioniero a Parigi. Cioè è una cosa, i francesi occupano la città di Roma, quindi è un momento delicatissimo per la Chiesa stessa. E la Chiesa di Roma non ha nemmeno il tempo di pensare a mandare un documento autentico di restaurazione della Compagnia di Gesù, al punto che ci sono dei grossi membri, alti membri della Chiesa cattolica, della gerarchia, tipo Duniani, che è un componente dell'altissima Chiesa, un cardinale, che dice: qui le cose sono finite, la Chiesa in Europa è finita, c'era stata la rivoluzione francese, Napoleone, tutto. Bisogna andare in America, perché l'America è l'unico posto in cui davvero si può
rifondare la Chiesa cattolica. Lui dice, la citazione ce l'ho, il miglior partito è quello di andare in America. Non era il primo prete questo qua, era un cardinale che sedeva sempre vicino al Papa. Anche se rimaneva l'idealità che Roma e il Papa fossero comunque, diciamo, il luogo, diciamo, la fonte della spiritualità per la Chiesa del mondo. Rimaneva questa idea del Papa come l'inizio di tutto. Però, diciamo, Plessis è uno di quelli che lo scrive proprio, dice proprio il centro, scusate, leggo la citazione, Roma, la fonte della luce e il centro dell'unità cattolica, nonostante quello che stava succedendo. Bene, uno dei luoghi in cui c'era più opposizione ai gesuiti, a un'eventuale restaurazione dei gesuiti, era Propaganda Fide. Propaganda Fide aveva il terrore dei gesuiti. Propaganda e i gesuiti non erano mai andati d'accordo, fino dal 600. Propaganda viene fondata all'inizio del 600. C'era sempre stata una gelosia fra i due gruppi, Propaganda Fide e i gesuiti, perché tutte e due dicevano noi abbiamo l'incarico di convertire il mondo, lo dicevano tutte e due. E quindi, diciamo, era difficile trovare un accordo. E in questo periodo Propaganda Fide è proprio uno dei centri di opposizione alla possibilità di restaurare la Compagnia di Gesù. Il cardinale Antonelli, che è uno dei tanti cardinali Antonelli di questo periodo, capo di Propaganda Fide, dice beh, era terrorizzato da questo restante spirito di gesuitismo. Però le cose vanno avanti. Torna Pio VII a Roma, siamo nel 1814, torna e una delle primissime cose che fa, parliamo proprio di 2 mesi dopo il suo ritorno, promulga una nuova bolla che si chiama Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. E questa bolla è quella, qui vedete il trionfo dei Gesuiti, perché viene restaurata la Compagnia di Gesù. 1814 era stata soppressa nel 1774, sono passati 40 anni. 40 anni vuol dire se una generazione, oggi le generazioni sono sui 30 anni, ma allora erano sui 20 anni, cioè ogni 20 anni cambiava una generazione. Quindi 40 anni dopo la soppressione viene restaurata la Compagnia di Gesù. La bolla di fatto restaura la Compagnia di Gesù dappertutto, anche là dove non era ancora stata restaurata, perché per esempio in alcuni posti era già stata restaurata, come Napoli, era già arrivata prima un documento, ma questo è il documento autentico, ufficiale, che arriva in mano a Carlo e finalmente dice, bene, adesso abbiamo un documento che ci dice che la Compagnia di Gesù può di nuovo ricominciare a esistere. E quindi cosa fa Carlo? Chiama subito a raccolta tutti i suoi missionari, compresi i gesuiti, e li chiama in un'assemblea e dice finalmente adesso abbiamo un documento che ci dice che d'ora in poi non abbiamo più problemi, non c'è più questo dualismo di poteri, Compagnia di Gesù, Chiesa Cattolica, siamo la stessa cosa, siamo tutto uno. E in realtà questa è una speranza di Carlo che gli arriva nel 14, quando gli arriva la bolla di restaurazione. Il povero Carlo però muore l'anno dopo, cioè praticamente tutta la vita lo ha aspettato. Quando lo riceve l'anno dopo muore, 1815, e il vescovato passa a Neil, il suo nemico e l'ex piantatore, il quale si guarda bene dal creare problemi naturalmente ai piantatori del sud di cui lui faceva parte e a cambiare le cose, quindi tiene tutto fermo ancora un'altra volta. L'unico che in realtà si ribella a questi piantatori del sud è il terzo arcivescovo di Baltimora, che è questo Ambroise Maréchal, che è un francese sulpiziano, è stato il terzo vescovo di Baltimora, che invece fa una lotta a coltello con i gesuiti, cerca di portargli via tutto quello che hanno, ma naturalmente anche lui perde perché i gesuiti sono troppo forti, dicono sempre di sì e poi non fanno le cose, cioè dicono se il Papa gli manda ingiunzioni continue, loro dicono sì, 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 ci inchiniamo, facciamo quello che in genovese si diceva diga de sì e sciugua, cioè digli di sì e continua a fare quello che hai sempre fatto. E questo è quello che in realtà i gesuiti continuano a fare.
In Canada non c'è problema perché l'ultimo gesuita era già morto prima della restaurazione, nel 1800, e nella Nuova Scozia Burke non era mai riuscito a far venire dei gesuiti che insegnassero nel suo collegio. Allora, sto per concludere, 5 minuti e ho finito. Però mi interessa dire una cosa. Ci sono molti storici americani che si sono occupati di questa situazione dei gesuiti negli Stati Uniti. Uno di questi, gesuita anche lui, si chiamava Gilday. Questo qui è un gesuita, è una tonaca gesuita dei primi dell'Ottocento, ecco. È un gesuita dei primi dell'Ottocento. Questo storico americano, Gilday, che è un grande storico americano, il quale scrive proprio di questi temi e dice questa frase che cito in italiano: dal 1773 al 1815 la Compagnia di Gesù venne bandita dalla Chiesa di Dio, tranne che in Prussia e in Russia, ricordatevi Caterina, confische e soppressione vennero messe in pratica alla lettera. Questo che scrive lo storico americano Gilday. Ebbene, io forse spero di avere il messaggio che vi ho dato, è che fu esattamente il contrario. Cioè la teoria della soppressione è una cosa, la pratica è completamente un'altra. E la generazione di storici che ha seguito Gilday, cioè Gilday scriveva negli anni, mi pare che sia morto nel 47, 1947, dal 47 a oggi, nei 50 anni successivi, è completamente cambiata anche all'interno dei gesuiti l'interpretazione di questo periodo, proprio perché si è messa si è dato più importanza non al caso specifico americano, ma alla storia globale. Si è visto il contesto in cui queste cose sono successe, si è evitato di frammentare la storia in tante storie nazionali, ma si è visto tutto il processo dal di fuori, ci si è resi conto, non solo io, ma gli storici che hanno lavorato in questo periodo, che in realtà fu esattamente il contrario. Cioè che soprattutto nei territori dell'impero britannico e negli Stati Uniti, in cui le istituzioni statali non entravano mai nelle questioni religiose, cioè dove la storia della Chiesa se la sono fatta i membri stessi della Chiesa, in realtà era cambiato ben poco. E se la Compagnia di Gesù non è mai stata, come spesso si dice, la Compagnia di Gesù un monolito, cioè tutti uguali, tutti che seguono la regola, tutti che dicono la stessa cosa, non è mai stato vero, ma è ancora meno vero in questo periodo. Se vi chiedete cos'è questa immagine, è la sede della generalizia della Compagnia di Gesù, presa dall'alto, è vicinissima a Piazza San Pietro, presa dalla sede di Propaganda Fide, che è ancora più in alto. Ecco, è proprio, si vede giù l'archivio dei Gesuiti e la sede generalizia. Ecco, c'è uno storico americano molto bravo, purtroppo mancato l'anno scorso, molto giovane, che dice una frase che secondo me è forse la frase più giusta. È impossibile generalizzare circa un modo di procedere gesuita. Ce ne furono tanti, non uno, ce ne furono tanti. E penso che questa sia un'interpretazione giusta che complica le cose. A noi spesso ci chiedono: ma dici qual è la realtà, come è andata a finire? Beh, il compito di noi storici non è quello di semplificare, è quello di complicare la vita a chi legge, e questa chiaramente è una complicazione. E io vi ringrazio molto dell'attenzione che mi avete portato. Grazie. Ringrazio Luca Codignola-Bo per questa bella, documentata e stimolante conferenza. Ci sono degli interventi? Ci sono delle curiosità? Ci sono delle domande da fare in proposito? Prego. Se l'evangelizzazione dei nativi americani, dei Pelle Rossa, ha avuto qualche successo o no? Perché ricordo quel libro terribile Manto Nero, dove insomma i toni erano molto cupi, molto tragici, però non so altro. Grazie.
Domanda molto pertinente. Lei ha ricordato un bellissimo film che si chiamava Manto Nero, in francese Robe Noire, che era il nomignolo che veniva dato ai gesuiti, perché andavano sempre in giro con questa tunica nera e li chiamavano le Robe Noire. Allora, qui parliamo, la domanda è complessa perché il periodo è lungo, quindi lasciamo perdere l'America spagnola che è un altro discorso ancora, ma nell'America anglo-francese la conversione degli indiani ha avuto un certo successo. Ce l'ha avuta soprattutto all'inizio, nel periodo di questo film, Manto Nero, che tra l'altro lo trovate sulla televisione, cioè su YouTube si può ancora vedere tutto gratis. È un bellissimo film. Ha avuto molto successo all'inizio della colonizzazione canadese, parliamo della prima metà del Seicento. Purtroppo ha coinciso con l'arrivo delle epidemie portate dai bianchi. Cioè nello stesso momento in cui i missionari arrivavano e portavano il Vangelo, contemporaneamente gli indiani morivano per via delle epidemie che arrivavano dagli stessi bianchi. Ma epidemie, vaiolo, raffreddore, tutte le epidemie possibili. Quindi le due cose hanno coinciso. Ma indubbiamente dire che non abbia avuto successo la prima fase della conversione sarebbe sbagliato. Naturalmente bisogna intendersi su cosa voglia dire conversione, perché questo poi è la cosa fondamentale. Cosa vuol dire convertirsi a una religione diversa? E qui potremmo aprire un capitolo infinito. Pensiamo alla storia della conversione dei gesuiti che andavano in Cina e non si capiva bene se erano convertiti i cinesi o erano i gesuiti che si erano convertiti ai modi cinesi. Quindi è una cosa molto delicata. Un altro periodo di grande, e poi ci sono dei luoghi in cui la Chiesa Cattolica ha avuto molto successo. Uno è fra gli indiani della costa atlantica, Maine, Nuova Inghilterra, Nuova Scozia. Lì gli indiani locali sono diventati cattolici quasi subito e lo sono ancora adesso. Nelle popolazioni invece dell'Ovest, nel grande Ovest, quelli che noi vediamo al cinema come i Sioux, questi indiani qui, è difficile. Alcuni hanno avuto, c'è stato dei successi tra di loro, altri no. Quindi è difficile da dire, bisogna vedere localmente e a seconda del periodo. Ma dire che non sia stato un successo, se mai, questo sarebbe sbagliato. Allora, quando hai parlato di quel vescovo che era stato proprietario di una piantagione con schiavi, mi è venuta in mente una notizia recente su cui vorrei che mi dessi il tuo parere. Allora, in questo stesso periodo girava per l'America un naturalista, diciamo, autodidatta, che ha lasciato un'opera famosissima che si chiama Birds of America, cioè l'illustrazione ornitologica dell'America. Ora, questo si chiamava Audubon. Questo Audubon ha dato il suo nome all'istituzione ornitologica federale ufficiale. Si chiama Audubon. Pochi mesi fa è diventata presidente di questa istituzione una signora di cui non ricordo il nome perché la notizia è girata, la trovate. Allora, siccome questo Audubon ha lasciato come il nome a un uccellaccio marino che si chiama la Berta di Audubon, questa signora ha dichiarato pubblicamente, direttrice dell'istituto Audubon, che bisognava eliminare il nome di Audubon perché aveva posseduto una piantagione con schiavi. Ti chiedo, io ho pensato siamo diventati matti, no? Ma mi fa piacere sentire che pure i vescovi stavano in questa situazione. Io anch'io penso che siamo diventati matti, perché l'idea di tirare giù le statue di Colombo, di Cristoforo Colombo, l'idea di andare a vedere gli antenati di 300 anni fa e accusarli di cose di cui oggi li potremmo accusare, ma che allora erano considerate cose, diciamo, normali. Cioè vi ho citato il bergamasco Grassi.
Grassi è uno che scrive un bellissimo librettino sulla storia degli Stati Uniti in cui dice: questo è un paese bellissimo, peccato che ci sono gli schiavi, ma come fare per eliminare il problema della schiavitù? Perché un conto è dire non ci dovrebbe essere la schiavitù, un conto è dire liberiamoli tutti di colpo. Infatti poi l'hanno fatto con la guerra civile, è successo quello che è successo, cioè siamo tutti contro la schiavitù. Allora c'erano persone che erano anche allora contro la schiavitù, però era considerato una cosa che nel mondo esisteva. Tra l'altro esisteva molto di meno nel mondo occidentale di quanto non esistesse nel resto del mondo. Cioè noi ce la pigliamo sempre con gli inglesi schiavisti, con i francesi schiavisti, ma i cinesi, i giapponesi, gli africani vivevano di schiavitù. Quindi se c'è una civiltà, chiamiamola così, che per prima ha abolito la schiavitù e lo schiavismo, è la civiltà occidentale. L'hanno fatta prima i francesi, poi gli inglesi, e a poco, diciamo, le cose sono andate a posto. Ma l'istituzione della schiavitù è una cosa che c'è sempre stata in Europa così come nel resto del mondo. Semmai noi, tra virgolette, occidentali, l'abbiamo abolita per prima. Adesso tornare indietro e tirare giù le statue perché qualcuno aveva avuto un antenato come Audubon o altri. Ora, che poi il vescovo Neil avesse le piantagioni di schiavi, non è che proprio tutti fossero contenti. Infatti anche il vescovo Carlo non lo era. Peraltro anche lui veniva da una famiglia di schiavisti, anche lui. Lui non lo era, ma la sua famiglia lo era. Nel sud degli Stati Uniti viveva di schiavismo. Questo è un dato di fatto. Ma cosa vogliamo fare? Dobbiamo cambiare anche le statue, tirare giù le vie Garibaldi perché si pensa che Garibaldi abbia invaso la Sicilia. Cioè voglio dire, la storia è una cosa, la realtà politica di oggi è un'altra, sono due cose diverse. Lo storico fa un altro mestiere. Ecco. Quindi io sono d'accordo con quello che hai appena detto. Grazie, è stata interessantissima la sua relazione, molto documentata e ci fa fare un salto indietro, una coincidenza, solo per ricordare, ci sembra di parlare di un periodo molto lontano, ma nel 1798 è stata fondata questa accademia e noi parlavamo proprio di questo periodo. Ritorno su questo tema che avete affrontato nella prima domanda. Quando Carol muore, gli succede uno dei tre fratelli, se ho capito bene, gesuiti. E la mia domanda è, io sono un ex alunno, quindi ricordo i voti, povertà, castità, obbedienza. Poi c'è la quarta, che è quella tipica dei gesuiti, quella di essere a disposizione del Papa per andare a convertire all'estero, quindi di essere disponibili ad essere missionari in qualche modo. Come si concilia? È una lettura recente, allora c'era questo tipo di giuramento che hanno fatto i gesuiti? Questa è una domanda che vorrei porre. Grazie. Non si concilia. Lei ha perfettamente ragione. Un conto sono i voti e la teoria di quello che bisognerebbe fare. Un conto è la situazione reale in cui queste persone si trovano. Quindi, per esempio, non avrebbero dovuto nemmeno essere proprietari, perché non dovevano essere poveri e non dovevano avere nessuna proprietà. Però di fatto l'unico modo in cui poteva sopravvivere la Chiesa americana era avere delle entrate. Queste entrate, che servivano poi a costruire le chiese, a fare tutto ciò che un prete deve fare, a venire incontro alle esigenze dei poveri, eccetera, da dove venivano? Venivano esclusivamente dalle proprietà che uno aveva là dove abitava. In questo caso, nel caso degli americani, le uniche proprietà che loro avevano erano queste piantagioni di schiavi e quindi le entrate venivano da lì. L'alternativa che viene posta in essere poi in un secondo momento è quella di di vivere esclusivamente delle offerte dei fedeli, cioè praticamente un parroco, un prete, adesso la faccio molto semplicemente, un prete andava in una terra di missione e i cattolici locali volevano avere un prete presso di loro, si tassavano per farlo sopravvivere.
Però cosa succedeva? Che questi che si erano tassati per farlo sopravvivere, quindi gli davano lo stipendio, se poi il prete non andava bene lo mandavano via. Dicevano no, non ci piaci come parroco, a casa ne prendiamo un altro. Cioè in realtà il potere passa dal singolo parroco, che in teoria era nominato dal vescovo e mandato sul posto, passa alla comunità locale, che è quella che sceglie il parroco, lo paga, ma si arroga il diritto di cacciarlo via quando questo è finito. Questa si chiama, in termini tecnici, dura circa 40 anni, si chiama la controversia dei fabbricieri. I fabbricieri erano quelli che gestivano la fabbrica, cioè la parrocchia, le mura della chiesa, gli ornamenti della chiesa, ed va di pari passo con la democrazia americana. Cioè loro dicono siamo negli Stati Uniti, paese democratico, chi comanda è il popolo, cioè i fedeli che comandano e si scelgono i loro governanti. Non è il Papa o il vescovo che ce lo manda. Quindi quello che lei ha detto è una dimostrazione in più del fatto che la vita della Chiesa in questo periodo è estremamente contraddittoria, cioè di tutto e contro tutto. E le cose vanno avanti a forza di compromessi e di cercare di sopravvivere e migliorare. Con tutto questo c'erano anche poi i farabutti che si pigliavano le offerte dei fedeli e scappavano con la cassa. Ma voglio dire, questo non fa parte, ce ne sono tanti esempi di questo genere qua. C'erano anche i preti ubriaconi, eccetera, però è un altro discorso, diciamo. Noi stiamo parlando di come funzionava un'organizzazione. Ecco. Non ho risposto a quello che lei mi ha detto, ma perché non c'è una risposta precisa. Ho risposto. Posso chiederti due cose. La prima, se questa, tra virgolette, anomalia nordamericana ha avuto qualche ripercussione poi nel momento in cui la compagnia è stata ricostituita in termini legittimi. Questa è la prima domanda. E la seconda, come mai Caterina II dà questa accoglienza alla compagnia in un paese a forte componente ortodossa? Alla seconda domanda dovrebbero rispondere le mie colleghe Augusta Silva e Origoni, che sono qua, che ne sanno molto più di me di quei periodi e di quei posti. E quindi su perché Caterina II l'abbia fatto non sono in grado di rispondere. Credo, per quello che io ho letto, erano questioni di politica interna. Quindi, tant'è vero che poi i suoi figli, se non mi sbaglio, uno dei due approva la Compagnia di Gesù, ma poi quello dopo ancora la abolisce anche lui. Quindi sono veramente delle questioni strumentali e personali, più che delle questioni ideali di avere o non avere i gesuiti. Sulla prima domanda, sulle ripercussioni, su chi? Poi dopo con il 1814 la compagnia viene ricostituita. Che rapporti ci sono tra, diciamo, la compagnia europea e in Europa, scusami, e la compagnia nel Nord America? Ci sono delle ripercussioni, delle misure che vengono prese, delle scelte di cambiamento all'interno della compagnia, proprio in risposta a questo comportamento, tra virgolette, anomalo? Allora, l'Ottocento è stato un secolo trionfante per i gesuiti, cioè dopo la soppressione e dopo la restaurazione, sono passati pochi anni e la compagnia è diventata uno dei, come dire, delle istituzioni più importanti della Chiesa Cattolica da tutti i punti di vista, dell'insegnamento, della conversione, del lavoro missionario, è diventata importantissima. Adesso io non ho i dati di fronte a me, in questo momento non li ho, ma il numero dei gesuiti che vanno negli Stati Uniti nell'Ottocento è enorme, si parla di migliaia. Qui vi avevo detto 4 in Canada, 120 in Inghilterra. Ecco, nell'Ottocento sono decine di migliaia che vanno negli Stati Uniti e poi in Canada, soprattutto negli Stati Uniti. Nell'America Latina non lo so, ma sicuramente in Nord America. Quindi sono diventati un ordine importantissimo. Contemporaneamente l'Ottocento è stato un secolo di revival missionario, cioè le grandi epopee missionarie della Chiesa sono state all'inizio, la prima metà del Seicento, veramente è stato un momento in cui tutti volevano andare a convertire il mondo, poi la cosa si è abbassata moltissimo
e la seconda grande epopea missionaria è stata tra l'820 e l'880, in cui tutti volevano partire per andare nelle lontane terre di chissà dove. Quindi c'erano una quantità di missionari incredibili in Africa, in America, in Asia. È stato veramente un revival eccezionale. I gesuiti facevano parte di questo revival. Erano veramente una forza importantissima, anche perché si dedicavano non solo alle missioni ma anche all'insegnamento. Avevano i collegi, quindi insegnavano, insomma, facevano parte istruivano i giovani, avevano un'influenza importantissima. Bene, se non ci sono altre domande, concludiamo questa sera. Ringrazio ancora tantissimo Luca Codignola e vi dico che la prossima conferenza sarà lunedì 12 febbraio. Il relatore Luigi Carobene, che parlerà di testimonianze degli eventi geologici che hanno modellato la superficie terrestre negli ultimi 2,6 milioni di anni, sempre alle 17. Grazie a tutti.